Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio. Ci sarà anche tanta cronaca. Andremo a Treviso fra pochi minuti, dove purtroppo ieri sera è morto il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Combatteva da tempo contro un male, ieri un malore improvviso e poi la morte. Poi andremo anche a Venezia, dove delle bulle hanno picchiato una ragazzina e poi si sono anche filmate. Una storia purtroppo che si ripete con sempre adolescenti e ragazzini al protagonisti di queste vicende. Ma ora subito andiamo a Marostica, perché ne abbiamo parlato davvero tante volte dei lupi avvistati nei campi vicini alle case. Insomma, la paura dei cittadini, e la vedo già sullo schermo. Ce ne parla la nostra Vanessa Vanzato. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti ci troviamo a Marsan di Marostica, dove è stato riavvistato, perché qualche mese fa era già successo, un lupo che si aggirava indisturbato proprio nelle campagne alle nostre spalle, nei campi alle nostre spalle, senza alcun problema. Anzi, dai video che sono stati realizzati anche da alcuni residenti, si avvicinava proprio anche all'uomo, ma senza alcuna preoccupazione, senza alcuna paura che invece hanno, e parecchia, le persone che vivono e lavorano qui a Marsan, come Walter Fontana, che tra l'altro ha pure una macelleria proprio qui a Marsan, e il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, che qualche giorno fa è stato a Roma per parlare, guarda caso, di lupi. Ma io chiedo subito proprio ad Andrea Fontana: la preoccupazione cresce perché tra l'altro voi avete una macelleria, avete un macello, avete degli animali, dei cani che si aggirano nel vostro cortile e in quei campi ci andate a camminare, a passeggiare quotidianamente. In un secondo saltano dentro anche di notte, quindi la preoccupazione è tantissima, perché se ci attaccano i nostri animali capite che il pericolo è proprio qui, palpabile. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Il lupo innanzitutto è un animale che va rispettato, però questa non è la sua zona e quindi dovrebbe essere allontanato da questa zona, proprio per la sicurezza di tutti, soprattutto per la gente che va a camminare negli argini, nei campi qua nostri, con animali domestici. Quindi il pericolo è non solo per l'animale stesso, ma anche per l'uomo. Tra l'altro sono scesi quando appunto c'è stata la dismissione delle malghe, con le mucche che sono ritornate, le vacche che sono ritornate a valle, sono tornati appunto anche i lupi. Sì, ricercano cibo e d'altronde non so quale potrebbe essere una delle soluzioni. Ma con la vostra attività penso che siate ancora più preoccupati. Certo, assolutamente. Se distruggono il bestiame che c'è qua nel nostro territorio, comincia a esserci anche la paura dei malgari stessi a tenere le mucche. Sì. Sindaco, a Roma per parlare di lupi. È una questione che pare non si riesca a risolvere. È forte il vostro appello che avete lanciato proprio alla politica, perché voi amministratori ben poco potete fare, avete le mani legate, lo abbiamo detto, ripetuto tantissime volte. E la politica come sta rispondendo? Sì, di fatto la situazione è abbastanza drammatica in termini di appunto avvistamenti. Di fatto eravamo a Roma in una quindicina di sindaci in rappresentanza di oltre 50 sindaci su un centinaio della provincia di Vicenza, con il presidente Nardin, proprio per far sentire al Ministero la voce di un territorio che ha delle difficoltà oggettive, non sono difficoltà soggettive, sono oggettive. Il Ministero si è preso in carico di avviare un tavolo di trattativa anche col Ministero dell'Interno, perché qui non è solo una questione naturalmente di garantire la sicurezza per gli animali, ma sta diventando anche un problema, e potrebbe diventare un problema anche per garantire la sicurezza delle persone. Da un incontro, una serata dibattito, mi è stato detto che è difficile avvistare il lupo di giorno o vederlo ripetutamente sullo stesso territorio. Ecco, io ho continui video e segnalazioni da parte dei cittadini a qualsiasi ora. Anche quello di questa mattina di fatto era in piena luce e in un momento in cui le persone passano tranquillamente. Eravamo nei pressi della provinciale, a ridosso di un centro abitato densamente popolato, quindi non è più una questione di avere il lupo in determinate aree boschive o limitrofe a quelli che
che sono i centri abitati, ora sono in centro abitato. Tra l'altro, ecco, il sindaco parlava di un video che la regia dovrebbe avere anche proprio mostrato, in cui si vede chiaramente il lupo che si avvicina alla persona che lo sta filmando, ed è giorno, di conseguenza la preoccupazione è tanta, sempre di più. Sì, probabilmente quello è lo stesso animale che è stato avvistato più volte anche qui a Marsan, sempre nella stessa via qui in adiacenza anche alla macelleria, e abbiamo segnalazioni di agricoltori che l'hanno visto anche più volte al giorno, sempre nel limitare dei campi qui dove ci sono anche alcune serre e alcuni appunto allevamenti privati. Perché Walter Fontana, non è tanto magari l'adulto che deve temere, ma i bambini soprattutto. Soprattutto i bimbi, perché i bimbi se hanno un cagnolino a guinzaglio, la prima reazione sarebbe quella di prendere in braccio il cagnolino per salvarlo. Il pericolo è soprattutto questo. Ma vi aspettavate voi una cosa del genere? Beh, assolutamente no, mai ci saremmo aspettati di vedere bestie di questo tipo qui in centro abitato. Non è mai successo? Mai. Quindi insomma, Daniele, hai sentito una situazione che sta preoccupando e parecchio sia gli amministratori dei comuni che si trovano coinvolti nella presenza dei lupi, dei predatori, che anche e soprattutto chi vive e lavora in questo caso a Marsan di Marostica. Quindi cercheremo di capire, purtroppo non sarà una soluzione immediata, vero sindaco, però insomma si cercherà di capire come poter risolvere questa situazione e cercare di davvero mettere in sicurezza al massimo le persone. Ah sì, io lo spero, anche perché noi amministratori le risposte dobbiamo darle sempre al territorio, spero le dia anche il Ministero. Insomma, un chiaro appello che viene rivolto da un sindaco del territorio direttamente al governo romano. E da Marostica è tutto. Daniela, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie. Ovviamente appello rivolto anche ai cittadini di prestare attenzione, soprattutto chi abita nella zona di Marostica, proprio perché il lupo, l'avete visto, girava tranquillamente di giorno senza nessun problema. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino per parlare di strade pericolose, di incidenti, ne abbiamo parlato spesso nelle nostre edizioni. E 2 incidenti mortali, 2 ciclisti travolti in un mese in strada marosticana. Incontro con i cittadini dell'assessore alla mobilità Spiller per evidenziare e risolvere le criticità sulla pericolosità della strada. Sul punto interviene anche il presidente FIAB Vicenza Marco Galla, sentito dalla nostra Luisa Bertini e Simone Squarcina. Tema della sicurezza stradale anche alla luce dei numerosi incidenti anche mortali che si sono verificati nelle strade vicentine in queste ultime settimane. Sono in compagnia con Marco Galla, presidente della FIAB di Vicenza, che torna a proporre una soluzione per la sicurezza di soprattutto pedoni, ciclisti, oltre che di automobilisti. Sì, ovviamente FIAB non è che abbia la soluzione in tasca, però guardando le misure adottate anche in altre città, tipo la città di Bologna, dove è un anno che c'è la città 30, la cosiddetta città 30, che non è soltanto un limite di velocità, ma è un insieme di strutture e di soluzioni che tendono a limitare la velocità nei centri urbani, che portano appunto ad avere una fluidità maggiore e macchine che viaggiano a una velocità compatibile anche con gli altri mezzi, perché ovviamente non si possono fare piste ciclabili in ogni dove, ci sono città storiche come quella di Vicenza dove non è possibile, e quindi bisogna limitare, calmierare la velocità a una situazione di convivenza, perché tutti hanno diritto di muoversi come scelgono, in bicicletta, in macchina o quello che decidono di fare con i mezzi pubblici, e di conseguenza bisogna scendere a una velocità compatibile con le altre persone, gli altri utenti della strada. Quindi voi vorreste una città 30 anche su Vicenza? Sì, assolutamente, soprattutto città piccole e storiche. Nell'ambito dell'area urbana si potrebbe tranquillamente andare a 30 all'ora senza nessun tipo di limitazione, anzi favorirebbero anche la fluidità del traffico, nonostante qualcuno dica di no, ma ci sono i numeri che invece lo dimostrano, quindi sì, e sarebbe
la possibilità di poter convivere auto e biciclette, perché sappiamo benissimo che se veniamo investiti o se si investe accidentalmente, perché la disgrazia può succedere, se si investe accidentalmente una persona a 30 all'ora gli faccio del male, se la investo a 50, 60, 80 o addirittura in sorpasso come è successo l'ultima volta, sono quasi certo di ucciderlo, insomma. Quindi è una cosa importante. Sotto la lente di ingrandimento anche una strada particolare qui a Vicenza, strada Marosticana, dove ricordo che nell'arco di un mese si sono verificati 2 incidenti mortali ai danni di ciclisti. Sì, tra l'altro tristemente purtroppo una settimana fa circa, insieme al gruppo di associazioni attiviste in questo ambito della sicurezza stradale che si chiama Velocità, di cui facciamo parte in molti, abbiamo depositato appunto nella zona dell'incidente una bicicletta bianca, come fanno nei paesi del nord, a ricordo di questa situazione. È un punto, lì addirittura era proprio in corrispondenza di una strettoia che era stata fatta per rallentare le macchine, e la fatalità ha voluto che nella strettoia si trovasse la persona in macchina e la persona in bicicletta, che sono state entrate in collisione con esiti chiaramente disastrosi. Insomma. È una strada urbana quella, perché ci sono esercizi pubblici, ci sono abitazioni, e quindi è molto importante essere cauti nell'andare in macchina, e invece è presa come un'autostrada anche lì. Ecco, questo l'invito del presidente FIAB che abbiamo sentito insieme. Grazie per essere stato con noi. Prego. E noi continuiamo a parlare di incidenti, di strade pericolose. È stata travolta da un'auto, è grave, una donna albanese cinquantenne. Il grave incidente è accaduto a Follina, nel Trevigiano, in via Circonvallazione Est, nel tardo pomeriggio di ieri. Da una prima ricostruzione si trovava la donna in prossimità delle strisce pedonali quando la macchina, una Fiat Tipo condotta da un 59enne, forse anche a causa della scarsa visibilità e del manto stradale scivoloso, l'ha investita. Subito è stato allertato il suo M118, vista la gravità delle condizioni, la cinquantenne è stata trasportata all'ospedale di Treviso. L'automobilista è risultato negativo al test dell'etilometro, la dinamica del sinistro e al vaglio ora dei carabinieri giunti sul posto. E ancora incidenti, andiamo invece nel Padovano, 2 camion si incrociano lungo la strada stretta e uno finisce fuori strada, complessa operazione di soccorso, Grantorto, Alta Padovana. Spettacolare incidente tra 2 mezzi pesanti a Grantorto, Alta Padovana, ma fortunatamente concluso senza feriti. 2 camion si sono incrociati in via Carlo Alberto e a causa degli spazi stretti uno dei 2 mezzi pesanti è uscito di strada, scendendo dal ciglio e rimanendo bloccato. Visto il carico molto pesante, si trattava infatti di granelli di cemento, c'era il concreto rischio che si ribaltasse. Sono state così chiamate ditte specializzate che sono arrivate sul posto e hanno svuotato il cassone, togliendo il cemento. A quel punto il soccorso stradale è potuto intervenire con la gru, sollevando il mezzo pesante e rimettendolo sulla strada senza danni. Sul posto anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, concluse alcune ore dopo. Ed ora andiamo subito a Treviso, lo abbiamo detto in apertura, la morte del comandante della polizia locale Andrea Gallo, che da tempo era stato colpito da una grave malattia. Ce ne parla il nostro Cristian Arboite, che si trova proprio di fronte a Casugana. Cristian, te la linea, buongiorno. Daniela, buongiorno a te anche da parte di Tommaso Mibotta che sta lavorando la parte tecnica. Mi trovo davanti, dici bene, a Casugana, dove da ieri sera, nella tarda serata, è calato il gelo dopo la tragica notizia della scomparsa di Andrea Gallo, 54 anni appena, avrebbe compiuto 55 anni a luglio, il comandante della polizia locale in forze al comune di Treviso dal 2019. Un lungo e importante curriculum quello di Andrea Gallo, che ha iniziato come
come agente di polizia locale semplice nei comuni del Veneto orientale, a Caorle, a Jesolo, poi divenuto con il tempo comandante della polizia locale di San Michele al Tagliamento, occupandosi della sicurezza in particolare di Bibione nel periodo estivo. Nel 2016 a San Michele al Tagliamento è diventato anche segretario comunale ad interim, un professionista, 3 lauree, giurisprudenza, scienze giuridiche, lettere, ma anche arbitro di calcio a livello nazionale. Non solo, era anche giornalista pubblicista Andrea Gallo, insomma una persona dalle tantissime doti. Con noi c'è anche il generale Giancarlo Iannicelli che fra poco ci darà il suo ricordo. Prima però vi farei sentire le parole del sindaco Mario Conte, del sindaco di Treviso, che dice: non abbiamo perso solo un professionista, ma anche io, dice Mario Conte, ho perso un amico. Mario Conte. Sindaco, sono ore difficili queste per Casugana, per lei in primo luogo. Sì, una notizia che non avremmo mai voluto dare. Andrea stava combattendo come un leone contro una malattia che era riuscito in modo straordinario a tenere a bada, però evidentemente il fisico poi ha ceduto con altre criticità, in questo caso con il cuore. Però ci ha insegnato tanto, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano, proprio anche nel periodo della malattia, dove ci ha dimostrato che la sua voglia di vivere superava ogni difficoltà, e credo che questo debba essere uno spunto di riflessione per tutti noi quando ci arrabbiamo, litighiamo. Insomma, la vita è molto più importante, il valore della vita va custodito, preservato, e dobbiamo lottare per tenercela stretta, esattamente come ha fatto il comandante Gallo. Ci mancherà tanto, mancherà da un punto di vista proprio del suo ruolo di comandante, ma mancherà anche da un punto di vista umano. Lo dicevo prima, non era soltanto un dipendente del comune di Treviso, il comandante della polizia locale, per me era diventato un punto di riferimento e un amico, e quindi perdo davvero, davvero tanto. Però ci lascia tanto, e quindi custodiamo dentro di noi quei valori, quella correttezza, quella serietà, quella credibilità, quella cortesia, quella disponibilità, quello spirito di servizio che hanno caratterizzato il suo operare quotidiano. La richiesta dell'ultimo saluto in divisa testimonia l'amore per il comando della polizia locale, l'amore per la città di Treviso e per i trevigiani, e quindi noi adesso ovviamente sentiremo anche le volontà della famiglia, ci stringiamo attorno al loro dolore, però per noi è una grande perdita, ma allo stesso tempo è una grande ricchezza valoriale che ci portiamo dentro. Ringrazio il comando della polizia locale, le donne e gli uomini che indossano la divisa, che stamattina ho voluto incontrare nelle primissime ore della giornata, proprio perché dobbiamo superare la fase del dolore e agire con quei valori che lui ha saputo trasmetterci, però grazie anche alla presenza del nostro vicecomandante Patrick Antonello, che tra l'altro è una persona dalla sensibilità straordinaria, lo dico davvero pubblicamente. Terremo alto l'onore del nostro comandante, lavorando per il bene della nostra comunità con più determinazione di prima, proprio come il comandante Gallo avrebbe voluto. Di quella divisa era molto orgoglioso. Sì, è una divisa che aveva tatuata nel cuore, del ruolo, la comunità, cioè lui serviva la comunità trevigiana con amore totale, e devo dire che poi i risultati si sono visti, e l'affetto che sta ricevendo in queste ore ne sono la testimonianza. Quindi io posso solo che ringraziarlo per quanto ha fatto con la divisa e quanto sta ancora facendo senza divisa, perché poi i valori che ti trasmette continuerà a trasmetterli, però grandi insegnamenti di vita. La vita è bella e bisogna lottare per tenersela, esattamente come ha fatto il comandante Andrea Gallo. Quella divisa che Andrea Gallo indosserà anche per l'ultimo saluto, questa è la sua precisa volontà, che dimostra quanto fosse affezionato, non solo affezionato, innamorato. Ma sì, è veramente una perdita immensa per il municipio, ma per tutta la città. Avete visto che clima di tristezza che regna questa mattina in municipio, e la tristezza la fanno le persone, quindi
il sentire questa mancanza, il dispiacere, questa morte improvvisa. Sì, il comandante Gallo ha interpretato in modo magistrale il suo ruolo dal punto di vista professionale, perché ha gestito un momento di cambiamento di quello che è il ruolo della polizia locale. Negli anni addietro, insomma, la polizia si intendeva come dire, il traffico. I compiti sono allargati tantissimo, quindi gestire questo cambiamento è importante e difficile. Ecco, Gallo l'ha gestito con altruismo, con professionalità. Ricordiamo le termocamere, l'utilizzo dei droni per la sicurezza nei quartieri, insomma un ruolo 4.0 dell'agente di polizia locale. Punto di riferimento per la comunità, e non è facile gestirlo, è veramente l'amico Gallo, Andrea l'ha svolto in modo magistrale. Ma anche nei fatti, questo è bene ricordare poi i fatti, dal punto di vista professionale sono lì, si vedono. Il rapporto che ha creato con il personale, questo è importantissimo in una comunità di polizia, veramente importantissimo. E voglio fare riferimento intanto con il vice attuale che l'ha seguito fino a ieri, che è Patrick Antonello. Altro personaggio, ovviamente siamo fortunati ad avere queste professionalità, ma voglio ricordare veramente quello storico, il vicecomandante storico, che è Aurelio Valenti. Ecco, il rapporto che si crea, oltre che professionale, che poi si riversa, insomma, da frutti importanti, è il rapporto anche umano che si crea. Bene, l'ex vicecomandante Valenti è in pensione da qualche mese, ormai da più di un anno, eppure continuava a collaborare dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Un solo fatto lo seguiva, lo accompagnava, e addirittura questi giorni dovevano andare a fare un viaggio in Sicilia, che è la cosa più bella. Proprio il vicecomandante Aurelio ha detto: lo mandiamo in Sicilia, sua terra d'origine, così si distrae. Quindi nella malattia però c'era una tranquillità, no? Una gestione difficile, ma invece purtroppo è arrivata questa morte improvvisa. E questo dà l'idea del personaggio, di quello che abbiamo perso, che ha vissuto la sua malattia grave con dignità, con tranquillità. E questo vuol dire solo una cosa: stare a posto con se stessi. Perché questo vuol dire vivere una malattia così grave, vuol dire non aver o quasi nulla da rimproverarsi, insomma, aver fatto il proprio dovere dal punto di vista professionale e soprattutto umano. Grazie per questa sua testimonianza, generale Giancarlo Iannicelli. Quindi l'addio di Treviso a quest'uomo, alla sua dimensione professionale e alla sua dimensione umana. Nelle prossime ore saranno fissati anche i funerali. Casugana è in attesa delle determinazioni della famiglia, delle volontà della madre, della sorella di Andrea Gallo. Probabilmente i funerali si terranno a San Donà di Piave, però appunto nelle prossime ore ne sapremo di più. Per il momento queste a Treviso sono ore di lutto, di profondo lutto. Per il momento è tutto, Daniela, con Tommaso Migot da Casugana, ringraziando nuovamente Giancarlo Iannicelli. Ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit, grazie anche agli ospiti che hanno disegnato questa figura che è stata davvero importante per la città di Treviso, un lutto, come avete sentito, nonostante la malattia, un lutto improvviso, un malore che non ci si aspettava. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Padova, perché quella di sabato sarà un sabato, una giornata davvero calda per la città. La manifestazione di Casa Pound risponderanno CGIL, ANPI ed altre associazioni che sfileranno per il centro storico a partire dalle 20, ma ce ne parla subito, lo vedo sullo schermo, il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori e buongiorno a Carlo Cardona, che è responsabile regionale di Casa Pound. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie, allora, tutto parte da voi, nel senso che avete questa manifestazione in programma, lo diciamo da giorni, insomma, che sarà un sabato caldo. E allora le chiedo innanzitutto, perché c'è ancora un po' di incertezza o perlomeno non è chiaro, e lo sarà sicuramente invece per voi, che tipo di manifestazione sarà la vostra?
Come detto pubblicamente anche nei comunicati, sarà un corteo che si svolgerà sabato pomeriggio. Il punto d'incontro partirà da Corso Milano intorno alle 16, quindi è tutto confermato e appunto sarà un corteo dinamico. E soprattutto autorizzato, perché anche qui c'è chi ha avanzato dei dubbi sul fatto che siate autorizzati o no. Io leggevo le notizie di alcuni dorsi locali padovani, mi veniva da sorridere perché venivano fatte congetture. Il corteo è autorizzato, quindi non capisco chi scriva il contrario. Senta, ci sono altre manifestazioni, diciamo così, annunciate, quindi la CGIL con l'ANPI e altre sigle che dalle 20 sfileranno partendo da Piazza Antenore per la città. Anche il Centro Sociale Pedro ha annunciato una manifestazione, sembra davanti a Palazzo Moroni. Le chiedo che effetto le fa sentire che insomma, voi organizzate qualcosa e c'è subito questa risposta collettiva? Ma sinceramente non ci fa alcun tipo di effetto. Noi marceremo e sfileremo nel pomeriggio. Questi signori manifesteranno invece la sera, faranno una manifestazione. Noi manifestiamo ovviamente in risposta a quella che è stata l'aggressione da parte di questi signori, il fatto che loro poi si sentono. Non dimentichiamo infatti che poche settimane fa, e poi siamo venuti anche noi con lei a testimoniare questo, e alcuni attivisti del Centro Sociale Pedro vi hanno aggredito finché c'era un vostro banchetto in Prato della Valle. Ma infatti la manifestazione è una manifestazione in risposta ai metodi mafiosi usati dall'antifascismo qui a Padova. È chiaramente una provocazione mafiosi, ma ci teniamo a specificare che nelle dinamiche replicano esattamente quelli che sono questo tipo di schemi, cioè un controllo del territorio, l'esercizio di violenza nel caso non si voglia far parlare qualcuno, tutta una serie di coperture istituzionali volte a sminuire. Insomma, faccio riferimento al fatto che pochi giorni dopo questa aggressione molto pesante c'erano dei consiglieri comunali che facevano conferenze pubbliche con queste persone e con tutto un sottobosco di collusioni e di ammiccamenti che poi probabilmente fanno sentire queste persone autorizzate a comportarsi in questa maniera. Insomma, invece noi vogliamo ribadire che se qualcuno pensa, come dicevamo qualche giorno fa proprio con te, di esercitare violenza e metodi mafiosi tentando di intimidirsi, noi non ci facciamo intimidire e anzi la risposta è, come posso dire, si ottiene un effetto esattamente contrario. Se erano infastiditi da un banchetto, ora si trovano una manifestazione per le strade della città. Fanno una manifestazione la sera, noi avremmo fatto la nostra al pomeriggio. Tanti auguri, divertitevi a ululare la luna, insomma. Grazie allora Daniela, oggi ci sarà anche un vertice delle forze dell'ordine, però insomma da parte di Casa Pound nessuna preoccupazione su questo versante, diciamo, e quindi aspettiamo domani, vediamo quel che succederà, ma insomma mi pare di capire che voi da questo punto di vista siete sereni sul fronte sicurezza. Chiunque segua le manifestazioni di Casa Pound sa che non ci sono mai, come si può dire, momenti di tensione o problemi di ordine pubblico, sono delle manifestazioni sempre molto ordinate e soprattutto sono delle manifestazioni, come posso dire, che non hanno i tratti delle contromanifestazioni come invece quelle organizzate da altre parti dove invece è noto che succedono sempre problematiche. Non sarà il nostro caso, quindi Padova vedrà un corteo ordinato, composto e che sicuramente non arrecherà disturbo alla città. Non sarei disposto a scommettere lo stesso per la controparte, ma appunto vedremo, fatti loro, noi faremo il nostro. Grazie a Carlo Cardona, responsabile regionale di Casa Pound. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti e noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel veneziano con una vicenda, insomma purtroppo di cui si parla sempre più spesso, con giovanissime sempre al centro di aggressioni, di reati anche gravi e di fatti come quelli di questa vicenda, di questa ragazzina che è stata picchiata dalle bulle in piazza Fermi a Spinea. È accaduto a fine febbraio e la mamma ha denunciato l'accaduto sui social. Ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi, che la vedo già pronta nello schermo. Anna Maria, buongiorno.
Sì, buongiorno Daniela, sono qui con il primo cittadino di Spinea che ci sta dando ospitalità nel suo ufficio, Franco Bevilacqua, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Con cui stiamo commentando questo gravissimo episodio di barbara aggressione ai danni di una ragazzina minorenne, sembra intorno ai 14-15 anni, con un gruppo di baby bulle che la picchia selvaggiamente, la butta a terra, la strattona e le strappa letteralmente i capelli, con una delle baby bulle che con una ciocca di capelli in mano della vittima ride, e lei, la ragazzina vittima delle baby bulle, è caduta a terra, si rialza e resta muta di fronte a tanta violenza. Così nel video postato poche ore fa sulla pagina Facebook Cosa succede a Spinea da un adulto e poi rimossa dall'amministratore nell'arco di 15-20 minuti dalla pubblicazione. Con il sindaco Bevilacqua ci si domandava se fosse lo stesso episodio accaduto a fine febbraio scorso e di cui ora è stato pubblicato il video, perché a fine febbraio scorso si parlava di una lite accaduta vicino alle scuole a Spinea. In questo caso, nel caso dell'aggressione, sindaco, si parla di... È un'aggressione pura, così dal video? È un'aggressione, ma accaduta sempre di Piazza Fermi, quindi sì, noi ipotizziamo che sia la stessa, che non sia un nuovo episodio di violenza. Vero è che, al di là del fatto che possa essere lo stesso o un altro, comunque è gravissimo quanto si è visto dalle immagini. Sì, certamente è un episodio molto grave. Però bisogna anche pensare che adesso che sicuramente le forze dell'ordine sono già intervenute, sono a conoscenza del fatto, e io invito anche le persone a un uso responsabile dei social, perché questo uso dei social, anche se fatto a fin di bene, perché chiaramente chi l'ha postato invitava le famiglie a stare attenti ai propri figli, rischiano di fare ancora più danni. L'invito che facciamo e che faccio personalmente è che se qualcuno assiste a episodi di questo genere, anche se non se la sente di intervenire magari per cercare di sedare con la calma e con molta attenzione quello che sta succedendo, è quello di chiamare subito le forze dell'ordine. È come un'emergenza sanitaria. La prima cosa, si chiama le forze dell'ordine in modo che intervengono e poi magari si cerca di evitare il peggio. Per fortuna sono episodi gravi, ma non a livello di altre situazioni che sono verificate anche in città più importanti delle nostre. Ecco, sindaco, questi baby bulli con questo gruppo di ragazzine baby bulle, perché sono tutte minorenni, sembra che stiano proprio impazzando qui per Spinea. Lei uno di questi, un ragazzino minorenne, l'ha conosciuto anche mentre era al supermercato ed è stato avvicinato da questo che l'ha minacciata, è così? Sì, diciamo che io sono intervenuto, ma in maniera quasi secondaria, invitandoli a fare attenzione, perché era chiaro che in quel momento i ragazzi creavano qualche problema al supermercato, e il ragazzino è tornato indietro per dirmi di stare attento, che non intervenire, di non intromettermi. Chiaramente questo tipo di minaccia mi preoccupa relativamente poco, però invito le persone, e anche in questo caso, che se vedono situazioni di questo genere, di chiamare le forze dell'ordine. Delle volte anche intervenire può essere rischioso, perché questi ragazzi non si sa mai cosa fanno, cosa hanno nella testa. Possono essere delle schegge impazzite. Sì. Però, sindaco, prima che noi ci si collegasse con Daniela, grazie alle immagini di Sandro Ponchio, si faceva una piccola disquisizione che vorrei brevemente accennare nuovamente con lei, con i nostri telespettatori e telespettatrici, perché qui si raccontano i fatti riferiti alla vittima, però nel monito di questo adulto che ha pubblicato questo video oggi diceva, come ha riportato lei, fate attenzione ai vostri figli, perché è da capire anche questi baby bulli, queste ragazzine e ragazzini, che tipo di genitori hanno alle spalle. Lei mi raccontava che come già dirigente scolastico presso un istituto tecnico ha verificato come questi bulli lo siano anche in virtù di certi comportamenti disfunzionali di alcuni genitori. Sì, allora certo
c'è un po' di tutto, c'è la voglia di emergere e di farsi notare, e quindi il bullo ha questo atteggiamento di essere importante, perché quando crea il problema, come lo crea fuori e quando lo crea a scuola, è quello di sentirsi importante e di portarsi dietro una corte di altri ragazzini che sono meno coraggiosi del bullo, ma insieme fanno un gruppo che può delle volte essere anche pericoloso nei confronti delle persone. Ma perché si diceva che ha necessità di mostrarsi così importante rispetto al debole? Perché a casa, a sua volta, certo non stiamo generalizzando naturalmente, Daniela, non viene considerato importante dagli stessi genitori, viene trattato come... Abbiamo visto che in molti episodi di cronaca ci sono anche atteggiamenti di noia, di una vita che non è probabilmente entusiasmante, e quindi questo impone al ragazzo di emergere. Poi è vero, ci sono anche famiglie che spesso non si prendono così cura del ragazzo o della ragazza, però ci sono anche famiglie che invece sono famiglie eppure hanno lo stesso problema, quindi è una questione generazionale e molto ampia, e in questo tipo di lavoro non serve solo il lavoro che può fare le forze dell'ordine con una repressione di questi episodi quando avvengono, o nelle scuole degli insegnanti che intervengono molto spesso e si fanno carico di questi problemi, ma anche quello della prevenzione, cioè nel senso che anche il nostro comune sta lavorando con i propri servizi sociali, con gli operatori di strada, per anticipare questi avvenimenti, perché se noi riusciamo a lavorare prima, probabilmente riusciamo a ricondurre le relazioni che possono avere queste ragazze a situazioni più normali, perché certo un ragazzo e una ragazza possono anche litigare, però bisogna che noi limitiamo a situazioni sotto controllo, ecco. Verbalmente si può parlare, poi il resto è fuori proprio da ogni situazione accettabile, ecco. Sì, la questione è molto vasta e affronta diversi ambiti di competenza. Comunque il sindaco è stato chiaro: prevenzione da una parte, anche con l'assistenza delle stesse famiglie che magari non sono a conoscenza di cosa fanno i figli fuori da scuola, anche con l'aiuto, se occorre, degli assistenti sociali, e repressione nel momento in cui si assistono ad episodi quali questi che vanno denunciati alle forze dell'ordine. Grazie al sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua. Da Spinea è tutto. Con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero a Anna Maria Parisa, grazie anche al tuo ospite, un argomento che ovviamente continuerà a far discutere. Noi rimaniamo nel veneziano perché prosegue il digiuno a staffetta per chiedere la liberazione immediata di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che si trova in carcere in Venezuela dal 15 novembre. L'Italia con il ministro Tajani porta la vicenda al tavolo del G7. Sono di nuovo in contatto con la mamma di Alberto, parleremo della questione Venezuela anche qui al G7 e chiediamo perciò l'immediata liberazione di tutti i prigionieri ingiustamente detenuti nelle carceri in Venezuela, come Alberto Trentini. Dal G7, in corso in Canada, è arrivata un'importante dichiarazione di intenti del ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani, nonché vice premier, affinché trovi al più presto una soluzione con il ritorno a casa la vicenda del cooperante italiano originario del Lido di Venezia detenuto in Venezuela dal 15 novembre. L'intervento di Tajani trova l'immediata condivisione dell'assessore comunale Michele Zuin, riferimento di Tajani in Laguna. Bene, perché è ingiusto che ci siano dei detenuti in altri paesi, in questo caso il Venezuela, di cui non si sa nulla, e che la decenza vorrebbe che quantomeno si avessero notizie su quello che è successo, su quello che non è successo, invece non sappiamo nulla. Quindi far diventare questa questione che è italiana, portarla anche agli altri paesi del G7 per trovare una soluzione. Intanto il digiuno a staffetta, partito il 5 marzo, ha superato quota 1000 partecipanti, raccogliendo fino ad ora 1027 adesioni. Uno striscione per la liberazione di Alberto c'è anche a Firenze e Armanda Corusso, mamma di Alberto, chiede ancora di poter incontrare personalmente per qualche minuto la premier Giorgia Meloni.
Ed ora uno degli argomenti di cui si discute maggiormente, il fine vita. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Mestre, al Candiani. Il fine vita, riflessioni su aspetti giuridici, medici, etici e religiosi. Se ne è parlato al Candiani a Mestre nel convegno organizzato nei giorni scorsi da Progetto Comune. Noi abbiamo voluto creare questa occasione di informazione esaustiva, completa, perché abbiamo coinvolto 3 persone dei 3 ambiti che si occupano, diciamo, di questa materia, quindi la materia giuridica, la materia religiosa e la materia medica. E quindi oggi stiamo facendo questo incontro pubblico e la sala dimostra che è molto apprezzato, proprio per capire tutti questi vari aspetti e far prendere coscienza alle persone in modo tecnico, in modo importante di che cosa stiamo parlando, e anche poi magari, se si troveranno in questa situazione, di poter operare una scelta consapevole. Argomento di grande attualità con tra gli ospiti il dottor Giovanni Poles, medico palliativista, e don Corrado Cannizzaro, docente di teologia morale. Né gli enti pubblici né i partiti organizzano poi degli incontri informativi di questo genere, quindi informarsi senza ideologie e sentire con il cuore, ascoltare con il cuore e con l'intelligenza, e poi stare a vedere che cosa succederà, perché nessuno sa che cosa succederà a ognuno di noi nel futuro. Ed ora parliamo di maltempo, l'abbiamo visto in questi giorni, piogge ma anche grandinate in alcune zone del Trevigiano, e noi lo vediamo pronto il nostro Lucio Zanato insieme al presidente della provincia Marcon a Castelfranco. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Castelfranco, siamo in un'area particolare di Castelfranco perché qui c'è praticamente la Venale che scarica, Venale che vi ricordo è stato, diciamo così, un po' il responsabile dei problemi dei mesi scorsi. Sono con il sindaco Stefano Marcon, ma anche presidente della provincia di Treviso, per fare un po' il punto della situazione. Intanto ricordiamo anche, e magari vediamo insieme le immagini, la grandinata di ieri nelle zone della Bassa Trevigiana, grandinata che ricordiamo non è stata particolarmente devastante, e anche perché non è ancora ricominciata la stagione agricola e di conseguenza le piante hanno risentito veramente poco, però è un segnale, come un segnale che da giorni sta piovendo soprattutto di notte, e questo ha messo in allarme diversi nostri telespettatori, al punto che più di qualcuno ha chiamato per sapere insomma qual è l'evoluzione e che cosa deve fare. Proprio per questo abbiamo interpellato il presidente della provincia, qual è il punto della situazione nella Marca e soprattutto qual è il punto dei vari canali di sfogo. Beh, in provincia non ho segnalazioni di particolari criticità. Qui a Castelfranco Veneto, anche in virtù del preallertamento del CFD che vedeva gialla come criticità idraulica la zona del Veneto E, che è la nostra. Ricordiamo cos'è il CFD, perché il CFD è il bollettino che viene emesso dalla regione con le previsioni e classifica i vari rischi delle zone, per semplificare quello ormai noto con i colori verdi, giallo, arancione e rosso. Si vedeva in giallo e quindi noi un po' ci siamo mossi in preallertamento, aprendo il quarto foro che abbiamo fatto. È un'opera che abbiamo messo in pista in virtù anche poi del post alluvioni dell'anno scorso. Questo scarica 3.500 litri al secondo. Lo sentiamo in effetti questo turbinio dell'acqua. Qui siamo in dialetto a Busa delle Moneghe, non si può tradurre in Buca delle Monache, Lucio, perché questa è a Busa delle Moneghe, è il punto in cui la Venale esce dal fossato cittadino e va a raccordarsi con il Muson, e quindi scaricando l'acqua del bacino che gravita sulla Venale. Insomma, nell'area dell'ex Cardassi, giusto per quelli che hanno un po' più l'età. Esatto, questa te la ricordi bene. Esatto. Allora, tornando invece al punto della situazione, qui a Castelfranco avete aperto questa zona qui, quindi sta scaricando il più possibile. Nelle altre aree ha sentito i consorzi di bonifica? Ho sentito i consorzi, anche l'assessore Bottacin questa mattina, anche ieri sera, per capire se vi erano motivi di preoccupazione. L'allertamento c'era e si era in attesa di un'evoluzione meteo che, come si è verificato, è andata migliorando. Ora vi è una previsione sul sabato che dovremo vedere come evolve, e a tal proposito abbiamo aperto qui in modo tale da farci trovare pronti nel momento in cui ci fosse un fabbisogno di far defluire le acque in fretta. Noi cerchiamo di far trovare pronti la Venale e i suoi affluenti ad accogliere eventuali piogge anomale. Quindi di fatto voi dite scarichiamo il più possibile adesso, perché se poi stanotte comincia a piovere intensamente i campi sono già bagnati, e quindi dobbiamo essere pronti ad aprire eventualmente anche i bacini di laminazione
destinazione più a monte, diciamo, di Castelfranco. È proprio così, e questo è un lavoro che fa il consorzio, che è sul pezzo, ribadisco, ci si coordina più volte al giorno. Adesso attendiamo, normalmente alle 14 esce il nuovo bollettino, vediamo che tipo di previsioni darà e conseguentemente ci attiveremo per garantire il maggior presidio di sicurezza possibile. Ecco, tra l'altro noi abbiamo sentito anche il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Ricordiamo anche che un altro dato importante, il Mose che si è alzato anche questa notte, significa che la laguna ha difficoltà a ricevere, quindi vuol dire che sta alzando, e quindi tutto questo naturalmente deve non impensierire ma comunque dare uno stato di attenzione. Il generale Iannicelli ci ha confermato che nella nottata di oggi ci sarà un peggioramento, che proseguirà per tutta la giornata di domani, e quindi stiamo attenti, senza grandi pensieri però. Sì, è così. Sappiamo che le preoccupazioni maggiori nascono dalle bombe d'acqua, le quali sono di difficile previsione, e quelle scaricano quantità importanti d'acqua in un breve lasso di tempo e mandano in crisi i sistemi, come abbiamo visto. Ribadisco che qui siamo monitorati, abbiamo attivato una webcam provvisoria che in questo momento può essere consultata solo dal comando della polizia locale, in modo tale da monitorare la venale dal ponte di Ongarato, tanto per dare un punto di riferimento che ci consente di farlo in modo puntuale, tempestivo e veloce, senza impegnare volontari anche nel momento in cui avessimo bisogno di volontari per fare qualcos'altro. Allora, due cose. La prima, il messaggio ai trevigiani da Presidente della Provincia. Sempre allerta, cercare di non mettersi mai in situazioni di rischio. Se vedete che le precipitazioni diventano importanti, non frequentare locali interrati, cercare di dare priorità alla sicurezza propria innanzitutto, perché uno dei temi che per esempio interroga sulle priorità è sempre questo: salvaguardare la propria e l'altrui incolumità e cercare di dar priorità laddove magari ci siano situazioni che prevedono sgombero di persone. Noi a Castelfranco Veneto l'altra volta abbiamo avuto la casa di riposo che è andata in crisi e abbiamo dato priorità, perché immaginatevi se dovevi attivare un piano di evacuazione di un sito sensibile, diventa molto difficile da gestire. Ecco, la seconda cosa, lei è già pronto con la protezione civile, visto che domani è anche un'esercitazione? Sto facendo un corso base di protezione civile, domani è sabato, domenica mattina c'è la prova pratica, spero di continuare a poterlo fare come volontario di protezione civile e non nel ruolo di sindaco. Va bene, allora sperando che vada tutto per il meglio e naturalmente sempre pronti a seguire eventuali peggioramenti, noi ti restituiamo la linea. Grazie davvero Lucio Zanato, grazie anche al Presidente Marcon. Noi continuiamo a parlare del maltempo, ma del maltempo del 2024 con i danni dell'alluvione. Siamo ad Isola Vicentina, incontro al Ministero della Protezione Civile sulle conseguenze del maltempo. Alluvione che devastò Castelnovo a Isola Vicentina il 15 e 16 maggio scorsi, mettendo in ginocchio i cittadini, danni notevoli, case completamente allagate e giorni interi a ripulire dal fango, a buttare i ricordi di una vita. Per affrontare le conseguenze dell'alluvione, alla presenza dell'onorevole vicentino Silvio Giovine si è svolto un incontro tra sindaco e vice sindaco di Isola al Dipartimento della Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci. Torniamo a casa fiduciosi dopo questo incontro, grazie al fatto che il Ministro ci ha dato rassicurazioni sulle risposte che il Governo potrà dare il prima possibile, non appena la Regione avrà completato la rendicontazione delle ricognizioni fatte sul territorio. Attenzione particolare è stata rivolta alla relazione del Genio Civile che ha evidenziato criticità nel ponte di Castelnovo, sottolineando un elevato rischio di cedimento in caso di nuovi eventi meteorologici eccezionali. Per la messa in sicurezza dell'infrastruttura è stato stimato un intervento dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, ritenuto urgente per la tutela della comunità e la viabilità dell'area. Ed ora continuiamo con la cronaca. Ieri è stato davvero un duro colpo alle bande di ladri inferto dai carabinieri di Padova, che hanno individuato il canale di ricettazione e riciclaggio dell'oro rubato nell'intero nord-est. Denunciato il ricettatore, un gioielliere settantenne di Vicenza e un artigiano orafo di Gazzo Padovano che fondeva i preziosi. Indagati anche i figli del gioielliere, in tutto il Veneto, a Trento e Rimini, oltre 70 perquisizioni.
averlo intercettato e fermato è come aver chiuso un rubinetto d'oro che alimentava una serie di reati predatori numerosissimi a Padova e in tutte le province del Veneto e non solo. È nata da un'attività di controllo del territorio, l'operazione condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Padova. Nel mirino il principale canale di ricettazione e riciclaggio dell'oro rubato da bande di Sinti in abitazioni, ai danni di sfortunati anziani per strada, in gioiellerie. Questa parete d'Anna Babbi, scoperta dietro un cartongesso in un laboratorio di Vicenza di proprietà di un 70enne gioielliere in pensione, nasconde 380.000 euro tutti in contanti. Era il gioielliere il punto di riferimento per le bande specializzate, scoperto durante un'attività nata dal controllo del territorio, dall'inseguimento dell'auto di una coppia su cui era stato posizionato dai militari un GPS dopo un furto a Legnaro 6 mesi fa. Una coppia che aveva appena commesso il furto è stata poi seguita e abbiamo notato che consegnava questo materiale a questo gioielliere di Vicenza. Questo refice di Vicenza si appoggiava ad un'altra persona che aveva un laboratorio di fusione nella provincia di Padova, a Gazzo Padovano, dove si realizzava la fusione di questo materiale prezioso, che poi quindi veniva trasformato in lingotti e in verghe d'oro. Dal laboratorio del 70enne, che con i 2 figli, indagati anche loro, gestisce una gioielleria in centro città, l'oro e l'argento finivano a Gazzo Padovano, dove un anziano artigiano orafo trasformava il tutto in lingotti. Parliamo di un giro di affari miliardario. A seguito anche del materiale, degli oggetti in oro e in argento che abbiamo trovato durante le perquisizioni odierne, parliamo di un giro di affari di oltre 5 milioni di euro, almeno secondo le prime stime che abbiamo. Considerate che durante l'attività investigativa in soli 6 mesi abbiamo documentato circa 730 consegne di questo materiale all'oro. Professionisti del crimine, operativi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia, quelli che si servivano dell'ex gioielliere, sottoposto a sequestro preventivo dei conti correnti per 500.000 euro. 350 i carabinieri impegnati che solo nelle ultime ore hanno sequestrato 20 kg d'oro in lingotti, 30 kg di preziosi ancora da fondere, 30 kg d'argento in lingotti, oltre ai contanti trovati dietro la parete. Oltre 70 le perquisizioni eseguite, 4 gli indagati per ricettazione e riciclaggio, 8 gli arresti durante i 6 mesi di osservazione. Un'indagine che va avanti, incensurati i 4 indagati, anche il gioielliere. Era una persona considerata insospettabile, probabilmente dato il giro di affari, di movimenti insomma continui, penso che alla fine in qualche maniera se lo aspettasse prima o poi. La giustizia arriva per tutti. Il Comune di Napoli rende omaggio a Chiara Iaconis a 6 mesi dalla tragica scomparsa, con la piantumazione di una bougainville simbolo di bellezza e resilienza. Nel frattempo l'Università Ca' Foscari, dove ha studiato la giovane padovana insieme ad Anace, ha istituito una borsa di studio in suo onore. Una borsa di studio in memoria di Chiara Iaconis, eccellente studentessa di Ca' Foscari. La Venice School of Management e ANACI, l'associazione degli amministratori condominiali, hanno istituito un riconoscimento in memoria di Chiara Iaconis, la 30enne padovana morta a Napoli lo scorso settembre dopo essere stata colpita da una statuetta precipitata dal terrazzo di un palazzo dei quartieri spagnoli. Chiara si era laureata con il massimo dei voti in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, per poi proseguire gli studi a Parigi, dove poi aveva trovato il lavoro dei suoi sogni. Oggi la famiglia di Chiara, per onorare la sua memoria e poter realizzare i sogni di altri studenti, ha deciso di portare avanti questo progetto con l'istituzione di una borsa di studio di 2.000 euro lordi l'anno per 5 anni accademici. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente che abbia concluso gli studi o sia iscritto al 3° anno del corso di laurea in economia aziendale, che intenda proseguire gli studi magistrali in management e venga selezionata o selezionato per il programma di doppio diploma con Business School. Ed ora rimaniamo nel Padovano, andiamo ad Abano Terme. C'è stata una spaccata in una tabaccheria, malviventi nella notte che hanno distrutto la vetrata arraffando gratta e vinci e una macchina cambia soldi.
Siamo ad Abano Terme davanti al Jockey's Bar, un bar tabacchi nel centro della città termale. Come potete vedere dalle immagini, questa notte alle 5 dei malviventi con un furgoncino hanno sfondato la vetrata, mandandola completamente in frantumi, distruggendo tutta la cornice anche della vetrata. Siamo in compagnia della titolare del locale. Signora, un risveglio traumatico questo? Direi bellissimo risveglio stamattina, un giorno così me lo ricorderò a vita. 30 anni che sono qua, non era mai successo una cosa del genere. Comunque, non era mai successa una cosa del genere? Una cosa così mai, altri furti ma molto diversi, molto più meno potenti, diciamo. Ecco, cosa hanno portato via? Soldi, sì, gratta e vinci, però il danno è il problema più grosso, più che il bottino è magro rispetto a quello al danno. Il danno effettivamente, come si può vedere anche dalle immagini, è notevole. Vedete, la lamiera è andata completamente distrutta, il vetro è oramai entrato in tutto il bar. Voi avevate dei sistemi di sicurezza? Sì, due allarmi con videocamere e tutto, ma in 3 minuti fanno la spaccata e il danno lo fa in 1 minuto e in 3 minuti portano via quello che vogliono. Insomma, ho portato via poco perché appunto il tempo era quello che è, però sono riusciti lo stesso a... Ecco, resta tanta amarezza. Esatto, sì, soprattutto quella, perché dopo 16 ore al giorno specchiamo la schiena a lavorare, che ho anche mal di schiena stamattina. Immagino. E come ci si difende, signore? Niente, adesso spero di essere un po', che le assicurazioni mi vengano incontro, se no non saprei come fare, diversamente. Voi non avevate una serranda? No, perché questa è un doppio vetro antisfondamento, ti dico, in 30 anni che sono qua non è mai successo niente, però c'è sempre la prima volta, purtroppo. Ed ora andiamo a San Martino di Lupari, dove il comune si è attivato per aiutare una persona senza dimora che dormiva all'addiaccio. Ha 55 anni, con una situazione personale difficile e al momento poca voglia di tornare nella società. Il suo rifugio notturno e diurno è stato per diversi giorni nella zona di Piazzale 29 Aprile a San Martino di Lupari. Della situazione di quest'uomo si è fatto carico il comune. Ci siamo attivati subito con la collaborazione degli assistenti sociali, naturalmente, per prestare assistenza a una persona che era evidentemente in una situazione di difficoltà. Adesso la persona è ricoverata in ospedale, a cui stanno prestando le cure, e ci stiamo attivando per trovare una sistemazione post ricovero. Si era spostato trovando giacigli improvvisati anche in altre zone, ma rifiutando finora tutti gli aiuti proposti. Si tratta di una persona fragile che va aiutata e noi come amministrazione stiamo percorrendo tutte le strade per fornirgli la migliore assistenza possibile, anche poi per la fase del post ricovero. La situazione di disagio era conclamata e non sono mancati gesti spontanei di supporto. Che la comunità di San Martino di Lupari è una comunità molto solidale, ci si prende cura l'uno dell'altro, lo dimostrano tante le associazioni di volontariati presenti sul territorio. Le persone che sono in difficoltà vanno aiutate naturalmente, stando loro vicino, e da parte delle amministrazioni in particolare cercando di fornire le migliori soluzioni possibili. Il messaggio è che non deve restare indietro nessuno, che la comunità e le amministrazioni in particolare sono vicini a ciascuno, naturalmente nei limiti del possibile. Strane scritte minatorie sui muri di un condominio, movimenti sospetti nel parchetto di fronte all'Aliper di San Vito e crescono i timori dei residenti. Azione, conseguenza, tempo al tempo, giro la notte, chi sbaglia paga. Scritte inquietanti comparse sui muri di questo condominio di via Monte Novegno in quartiere San Vito a Bassano del Grappa. Scritte che qualcuno definisce minatorie, parole lasciate nero su bianco su queste pareti, frasi che non possono non creare timori nei residenti. Quando le cose succedono poi tutti dicono ah sì, c'erano dei segnali di qua e di là. Può essere la ragazzata
no? Come può essere azione e conseguenza vuol dire che c'è qualcosa che qualcuno vorrà fare o comunque spaventare per avvisare, insomma, anche soltanto queste azioni qua da mettere, come dire, in disordine i condomini. Sminuire l'episodio è sbagliato, bisogna andare a fondo, dicono con forza i cittadini, anche perché non è la prima volta. È la seconda, alla prima hanno scritto dentro l'ascensore maiale, sempre scritto a penna o con comunque qualcosa che potesse essere tolto con l'alcol. Ok, comunque sappiamo tutti che oggi come oggi il matto di turno c'è. Noi donne, chi abita da solo, insomma, bisogna essere liberi di tornare a casa a qualsiasi ora. La preoccupazione è palpabile, così come lo sdegno per quanto accaduto. Qualcuno segnala strani movimenti anche nel parchetto di via San Giovanni Bosco, a poche decine di metri da via Monte Novegno, teatro in autunno di un grave episodio di cronaca con una violenta lite tra due persone. Ci sono bande di ragazzini che bevono, raccontano i residenti. C'è chi riferisce di aver assistito anche a cessioni di droga. E così il malcontento in questa zona del quartiere cresce, soprattutto dopo la comparsa delle scritte. Sarà un cretino come sempre, non c'è altro. La madre di imbecilli è sempre gravida, ecco il problema. Non credo che sia una cosa molto significante. Comunque purtroppo è così. Non c'è gente educata, di conseguenza dobbiamo pagare le conseguenze. Tutti i giorni c'è qualcosa da scoprire di nuovo. Speriamo in meglio. Sindaci del Tribunale della Pedemontana sempre più uniti e convinti della bontà dell'operazione. Oggi scende in campo il primo cittadino di Pove del Grappa. Il Tribunale della Pedemontana sa da fare, è un coro unanime, quello che si leva dall'area interessata dal progetto di costituzione del nuovo Tribunale che avrà sede a Bassano del Grappa. I vantaggi sono chiari, spiega il sindaco di Pove del Grappa. Sicuramente è un volano economico per il territorio e per tutte le ditte che insistono nella nostra Pedemontana. È una macchia d'olio che si espande, quindi il Tribunale, anche se è in Bassano, poi creerà appunto un volano per tutta quanta la Pedemontana e quindi avremo vantaggi anche noi sicuramente come comune. Un tessuto economico ricco di imprese, quello dell'area pedemontana, un territorio che oggi procede compatto, convinto e spedito sui binari che porteranno alla nascita del Tribunale della Pedemontana. E a chi tenta di mettersi di traverso dal monte risponde così. Dispiace vedere queste barricate, ma secondo me sono frutto di anni di tagli di servizi e probabilmente questi amministratori, questi enti, questi ordini sono abituati ai tagli e hanno probabilmente paura di nuovi servizi che si creeranno nel territorio. E nel Trevigiano, dove c'è stato un tentato furto ai danni di un'anziana, 4 persone sono state deferite in stato di libertà dai carabinieri. L'episodio si è verificato ieri sera alle 19:15, quando la vittima, un anziano ottantenne, grazie a un sistema di videosorveglianza ha notato un individuo incappucciato introdursi nel giardino della propria abitazione in vicolo Caldibreda. L'attivazione del sistema di allarme anti-intrusione ha indotto il soggetto alla fuga e subito sono arrivati i carabinieri che hanno individuato e identificato i 4 giovani. Si tratta di ragazzi di origine albanese di età tra i 17 e i 22 che sono stati denunciati. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio e andiamo subito a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, dove c'è stato un grave incidente. Vedo già sullo schermo il nostro Cristian Arboite. Cristian, non so se mi senti, buongiorno. Ti sento forte e chiaro, Daniela. Con Tommaso Migot abbiamo evidentemente cambiato location non appena appresa la notizia di questo incidente stradale. Siamo sulla Postumia, tra l'altro poco distante dalla nostra sede, dalla sede di Media Nord-Est, Antena 3, Rete Veneta. Postumia la conoscete tutti, una delle arterie più trafficate della Marca. Quello che sta inquadrando Tommaso Migot
è il tir, il mezzo pesante che di fatto è uscito di strada perdendo il carico, un incidente in evoluzione. Sappiamo che il camionista è stato portato via da pochissimo in ambulanza, non ci dovrebbero essere altri soggetti coinvolti, ma qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è anche Andrea Dan, che lo conoscete tutti, è un rappresentante della sicurezza stradale che stava proprio percorrendo questa strada poco prima dell'impatto. Che cosa ha visto Dan e che cosa ci può dire? Sì, buongiorno. Ero passato 2 minuti dopo questo incidente e ho visto un attimino un po' la scena dopo dell'impatto. Secondo me, dalla prima visione, dovrebbe essere sempre la distrazione alla guida. Comunque, ecco, a quanto pare, senza entrare troppo nel merito, perché qui stanno arrivando i carabinieri, c'è la polizia locale, e con ogni probabilità questo mezzo pesante stava sopraggiungendo da Oderzo, quindi la direttrice di marcia era Oderzo Treviso, quando probabilmente non ha visto quell'auto, l'auto delle poste. No, era un motorino delle poste, il quale il motorino delle poste aveva messo la freccia a destra. Io ho parlato prima proprio con quello delle poste, con la freccia a destra. Mettendo la freccia a destra, poi il camion, o distratto, ha inchiodando il peso retro, diciamo, del mezzo, si è infilato nella cabina. Ecco, quindi questa probabilmente è la dinamica, una prima ricostruzione così fatta sul posto. Come vedete stanno operando i vigili del fuoco, sono operazioni particolarmente complesse. Quasi un miracolo che nessuno sia rimasto sotto questo carico. Ripeto, parliamo di una delle arterie più trafficate della Marca trevigiana. Certo, il peso dei camion, tante sono le concause che portano all'incidentistica stradale. Se fosse un'unica causa, in 27 anni l'avremmo già combattuta. Grazie Andrea Danna, grazie davvero per questa sua testimonianza. Allora, vedete, le operazioni sono in corso. Tommaso, non so se possiamo magari anche raggiungere alcune persone che forse hanno visto qualcosa o hanno assistito alla scena. Ecco, posso chiederle, lei ha visto qualcosa? No, non ho visto niente. Però a quanto pare non ci sono altri feriti, lei mi può confermare? C'è solo l'autista solo l'autista, da cui parla. Che è quasi un mezzo miracolo, vista l'ora e vista anche l'arteria. E il postino girava, lui ha frenato, è andato via il carico. Quindi anche lei mi conferma il fatto che potrebbe essere appunto questo camionista che ha frenato all'ultimo momento, perché non si era accorto di questo postino che stava girando. Da quello che si dice è così. Quindi il postino stava girando su questa stradina, ho capito bene? Sì, esatto. Ecco, dove adesso di fatto c'è l'auto delle poste. Certo. Ecco, quindi la dinamica è abbastanza chiara. Allora, mi riferiscono anche che il camionista alla guida, Daniela, era cosciente nel momento in cui lo hanno soccorso. Si trova chiaramente al Cafoncello e per tutti i rilievi, come vedete, ci sono gli uomini della polizia locale qui di San Biagio di Callalta. Eccoli qua, i vigili del fuoco. Poi sentiremo altre testimonianze e ve ne daremo conto nel corso dei telegiornali serali. Ecco, ti lascio con questa immagine, Daniela, di Tommaso Migotto, quindi la rimozione di questo carico che è finito sulla Postumia poco dopo le 12:30, mandando in tilt completamente in una delle ore di punta il traffico che si muove sulla direttrice tra Treviso e Oderzo. Per il momento è tutto dalla Postumia, ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Cristian Arboit. Avete visto, abbiamo anche sentito insomma gravi disagi della viabilità con il traffico completamente paralizzato in una delle strade fra l'altro più trafficate. Io vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua, che è il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Sindaco, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Prima di iniziare con lui io vi farei vedere un servizio, parliamo da una strada a un'altra, parliamo della Pedemontana, perché da lunedì 10 marzo sono in vigore gli sconti del 60% per i veicoli leggeri su molti tratti della superstrada Pedemontana Veneta. Ci siamo accorti però, dicono i cittadini, che c'è qualcosa che non va. Vediamo. 60% di sconto per tratti fino a 25 km della superstrada Pedemontana Veneta, l'annuncio l'avete seguito anche sui nostri canali. Dal 10 di marzo solo dal lunedì al venerdì, solo per traffico leggero e con telepedaggio. Ebbene, cosa succede? Esperienza personale, ma non solo, anche di altre persone che all'addebito e alla verifica delle app di telepedaggio in realtà lo sconto per il momento non c'è. Sentiamo che cosa ci ha risposto il call center di SPV. Io ho fatto martedì il tratto Montebelluna-Loria-Mussolente. Sì. E mi sono trovato poi il giorno dopo nell'app del telepedaggio l'importo intero, senza lo sconto. Sì, guarda, è solo perché ci metterà un po' di giorni ad aggiornarsi, quindi adesso in questo momento lo vedi intero, però sai che poi ovviamente lo sconto c'è. Quanti giorni potrebbero servire? A noi ci avevano detto 2-3 giorni. Ok, 2-3 giorni. E nel caso non dovesse funzionare io posso comunque chiedere rimborso, giusto? Devo fare la richiesta. Certo, però insomma aspetta un attimo qualche giorno, perché vedrai che a prescindere dalla fattura poi vedrai lo sconto. Non dipende da voi? Non solo, cioè anche da loro, per quello ti dico che al momento ti dico quello che hanno detto anche a noi. E poi vediamo magari se è solo all'inizio, un attimo in questi giorni. Lo sconto c'è comunque, non ti preoccupare, la tratta sei dentro. Ok. Così. Grazie mille. Va bene, grazie, arrivederci. Un po' di pazienza chiede dunque SPV, un po' a rimpallo con i servizi di telepedaggio. Continueremo a monitorare questa situazione perché era stato annunciato in conferenza stampa che era stato scelto proprio solo il telepedaggio e non i passaggi negli altri tornelli ordinari, perché il telepedaggio consentiva l'immediata applicazione dello sconto. Diamo ancora alcuni giorni di beneficio per verificare che questo effettivamente corrisponda alla realtà. Intanto voi stessi, se fate la Pedemontana, comunque monitorate le spese. Sindaco, dunque, sconto che doveva essere partito, in realtà insomma bisogna attendere prima di vedere lo sconto e qualche insomma perplessità. Noi siamo andati anche lungo la Pedemontana e ci dicevano insomma i camionisti che erano convinti in realtà di rientrare, invece poi insomma abbiamo scoperto che loro non rientrano, che ci dicono vabbè, a questo punto noi torniamo in A4. Allora è sicuramente un intervento monco, è evidente, adesso lasciando perdere il discorso dei 3 giorni che si devono aspettare affinché le app pareggino, anche se magari prima di andare in conferenza stampa a dire da domani sarà tutto a posto, abbiamo scelto questa linea piuttosto, magari era il caso di verificare che sin da subito ci fossero gli sconti. Comunque vabbè, se poi dopo ci saranno si attenderà un po' di più, ma amen. No, è un inizio, in realtà le vicissitudini che hanno portato a questo tipo di scontistica le conosciamo quasi tutti, specie noi che siamo i territori attraversati dalla Pedemontana. Inizialmente si parlava addirittura che per i residenti dei paesi che venivano attraversati a Pedemontana Veneta si dovesse avere uno sconto totale, quindi che viaggiassero gratuitamente su Pedemontana. Adesso non chiedetemi per che tratte, però c'era questa forma di ristoro ai territori falcidiati, diciamo così, da questa importante arteria sicuramente, ma che inevitabilmente ha portato anche qualche
pregiudizio, ecco, ai territori interessati. Io, per dire che ho il casello di entrata o di uscita, come volete voi, no, terminale, ho visto negli anni un allargamento del casello e anche, insomma, un adeguamento non certo al risparmio, ecco, della superstrada, per cui si era partiti da questo punto di vista. Poi si era detto, vabbè, il pedaggio gratuito sarà per 8 anni, per poi arrivare invece al pagamento da parte di tutti, e adesso si stanno mettendo gli sconti. Allora credo che chiunque possa capire che se il pedaggio è minore si avrà un flusso veicolare maggiore, ma credo che questo si potesse capire già da subito. Non sono però io un esperto di viabilità, per cui non voglio ergermi a massimo appunto esperto in materia, però credo che il buon senso ci dica che se una cosa costa meno magari più gente la acquista. È chiaro che è un passo, sicuramente, c'è una tratta ben definita, è per i veicoli leggeri, lo si può fare mi pare 2 volte al giorno. E solo per 25 km. Esatto, la tratta è quella di 25 km, la tratta definita. È chiaro che, e con la mezz'ora anche di sosta, ecco, una volta che si esce dal casello. Quindi bene, per l'amor di Dio, però ecco, magari era il caso di pensare anche ai camionisti e ai tir, che di fatto sono quelli che andrebbero a snellire il traffico nelle arterie, quelle chiamiamole comunali, anche se non sempre di competenza comunale, e quindi ecco, forse si doveva pensare anche a questo. Credo che però meglio così che niente, sicuramente, e speriamo che adesso arrivino anche vengano allargati anche al traffico pesante, perché è importante per decongestionare le arterie che altrimenti vedremo piene nei nostri centri abitati. Anche automobilisti però, insomma, ancora perplessi, perché dicono, insomma, chi fa 26 km lo sconto non ce l'ha, e quindi è davvero abbastanza ristretto il campo di applicazione per gli automobilisti. Sono pochi, e ovviamente la gente dice: io non faccio comunque la pedemontana, abbiamo sentito qualche cittadino, qualche automobilista, mi faccio la strada normale perché dovrei pagare pur poco, e addirittura adesso appunto con uno sconto che arriva dopo 3 giorni, uno dice: perché dovrei farlo per 25 km, mi faccio la strada normale. Per cui diventa un po', qualcuno dice, insomma, uno sconto che interessa parzialmente, sembra. Sì, vabbè, ma è evidente che interessi parzialmente. Allora, io sono molto perplesso, perché questa è una discussione che viene fuori un po' in tutti gli ambiti. Se pensiamo, per dire, alle fasce ISEE, per tirare fuori un argomento che è sempre all'ordine del giorno, magari vengono, non so, dati tot contributi a chi ha da 0 a 10.000. Quello che ha 10.100 euro di ISEE si trova già nella fascia successiva. Purtroppo si devono porre dei limiti, e qui dai 25 ai 26 è difficile dare una spiegazione. Certo è che è limitato, è vero che ognuno poi si farà i conti in tasca, di sicuro magari parte degli interessati avranno avuto un incentivo da questo punto di vista, perché uno può anche dire: va bene, mi faccio 25 km in pedemontana e poi il resto eventualmente lo faccio in strada normale. Adesso non ve lo so dire, io sì, ritengo appunto che non sia un intervento definitivo, me lo auguro, perché altrimenti sarebbe effettivamente un palliativo. È certo che la politica, secondo me, dell'abbassamento dei prezzi a fronte di un incremento non proporzionale, perché non è che se io aumento di 1 poi ho più 1, anzi se io diminuisco di 1 ho un più 3 magari, no? Quindi i flussi di traffico andrebbero studiati meglio, per quanto non sono io un luminare. Comunque rimane, Sindaco, una delle strade, insomma, una delle strade che viene poco utilizzata ancora. Ma per quello che dico, cioè, se oggi paghi 10 e viene utilizzata da 2, se tu fai pagare 5 verrà utilizzata da 10, per cui il guadagno sarà maggiore di adesso. Io la trovo abbastanza banale come cosa, mi rendo conto che qualcuno più bravo di me avrà fatto sti conti qua, però insomma, non sai che di solito, no, quello che dicevano i nonni una volta, che magari pareva banale, era la roba più giusta, quindi
Io sono costretta a dare la pubblicità e dopo torniamo e continuiamo con il sindaco, anche con altri argomenti importanti. Rieccoci nuovamente in studio con ospite il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sindaco, adesso parlando anche di un altro argomento, l'onorevole Gubitosa, che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha detto riguardo al ruolo dei sindaci, dipendente della pubblica amministrazione e sulle spalle dei cittadini. Siete un po' sulle spalle dei cittadini, sindaco? Ma allora, potrei fare una battuta per stemperare la tensione e dire che magari ogni tanto stiamo in un altro posto che è abbastanza simile etimologicamente a spalle ai cittadini, quando soprattutto qualcuno non vede un interesse privato soddisfatto. Ma bando agli scherzi, io trovo che quanto detto da Gubitosa sia profondamente offensivo nei confronti di tutti i sindaci d'Italia, quindi indipendentemente da ideali o colori politici. Lui l'ha fatto perché voleva attaccare il senatore Luca De Carlo, che tra l'altro è il mio referente regionale di partito, perché appunto Luca De Carlo è stato per ben 3 mandati sindaco di Calalzo. E voglio dire, secondo me l'essere a Roma dopo aver fatto 3 mandati da sindaco è sicuramente un valore aggiunto, e questo era quello che stava dicendo Luca. Appunto, se tu hai vissuto tra la gente e poi vai nella stanza dei bottoni, no? Sicuramente sai quali sono i bisogni della gente, mentre adesso non vorrei dire, ma chi specie chi fa parte del Movimento 5 Stelle, come appunto l'onorevole, e continuo a dire onorevole anche se quello che ha detto l'ho specificato, di onorevole ha ben poco, Gubitosa, ecco, magari loro sono abituati a mettere chiunque proprio. Il cursus honorum secondo me è fondamentale, e dire che un sindaco intanto è sbagliato proprio tecnicamente, perché noi non siamo dipendenti della pubblica amministrazione, ma abbiamo un'indennità di carica che è cosa ben diversa, quindi anche da quel punto di vista là dimostra di avere delle lacune non indifferenti, e stiamo parlando appunto di un nostro deputato. Poi dire che viviamo, insomma, che siamo sulle spalle dei cittadini mi sembra un'offesa incredibile, specie a chi come me, ma anche a chi più di me, ma anche a chi magari è appena stato eletto, ha vissuto periodi difficilissimi, ha vissuto magari crisi sia a livello territoriale sia a livello globale, perché ricordiamoci che i sindaci quando c'era il Covid qualcosina lo hanno fatto. Ecco, arrivare a banalizzare e a dire un'assurdità del genere, io credo che preveda delle scuse che già oggi sarebbero scuse in ritardo. È un'offesa davvero per tutti i primi cittadini, per tutti i sindaci di qualsiasi comune italiano, ecco. Ma io credo che oltre che a noi, e guardate, credetemi, io mi sento, ma ho sentito anche altri colleghi, ci sentiamo davvero profondamente offesi, ma non solo i sindaci, io credo proprio anche i cittadini dovrebbero sentirsi offesi da un'affermazione del genere, perché veramente dimostri poco legame con le istituzioni, dimostri di essere poco intelligente, perché certe cose non vanno dette, se anche le pensassi non vanno dette, quindi veramente io trovo inqualificabile questa cosa, e mi auguro arrivi una smentita anche velocemente, ma per rispetto sia dei sindaci ma anche dei cittadini italiani, che quei sindaci là li hanno votati scrivendo il nome, no come lui che invece è stato messo in una lista ed è arrivato là, perché ci sarebbe anche questo da dire. E quindi ecco, io lo invito comunque, ho fatto un post su sta cosa qua, e se volesse venire a fare per qualche giorno il sindaco al posto mio o al posto di qualche collega, è il benvenuto, così magari vedrà che non viviamo sulle spalle di nessuno, ecco, tantomeno sulle sue. Sindaco, io insomma vorrei anche parlare di una notizia che abbiamo dato anche in apertura di questa edizione, che era la morte, seppur con una malattia comunque improvvisa, del comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, che mi diceva collaborava anche con il centro studi.
È davvero, l'abbiamo sentito anche dal sindaco Mario Conte, una notizia che davvero nessuno vorrebbe mai sentire. Allora, umanamente noi pensiamo sempre che la malattia sia la malattia, ok, c'è la malattia, ma non pensi mai che quella malattia lì possa portarti via una persona, no? Andrea, io lo posso dire, l'ho conosciuto in questi ultimi anni quando sono diventato presidente del centro studi amministrativi e con il quale appunto collaborava, lui era il referente del gruppo della polizia locale. E persona intelligente, persona competente, davvero una grande persona. E fino all'ultimo, anche nella malattia, lui è voluto essere presente con il gruppo e dare il suo apporto, così come ha sempre fatto, no? Ovunque lui abbia lavorato, anche con noi lo ha fatto, e l'ultima volta, non più tardi di un paio di settimane fa, abbiamo fatto una riunione con tutti i componenti del gruppo e lui si è voluto collegare online, giusto per farvi capire che tipo di persona era Andrea. Solo che tutti quanti noi eravamo convinti, sì, ok, ha la malattia, ma cosa vuoi? È forte, no? È coriaceo, è tosto. E è stata una notizia che davvero ha gettato tutti nello sconforto, proprio perché eravamo molto legati ad Andrea. Io devo dire che come centro studi in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, ho subito diverse perdite e devo dire che erano tutte persone di una levatura morale e anche professionale altissima, e siamo profondamente dispiaciuti. Che cosa mancherà di più di Andrea Gallo? Ma lui è una persona concreta, era una persona che metteva a terra subito, era una persona di poche parole, uno molto fattivo. Sicuramente questo sarà l'aspetto che mancherà di più. C'è da dire che anche dal punto di vista umano era sicuramente una grande persona, per cui lo dico con un po' di commozione, perdonatemi, è difficile parlare, no? Però davvero una persona grande a 360 gradi e tra l'altro molto amata dai colleghi, molto rispettata dai colleghi, uno tenuto molto in considerazione. Io adesso porgo davvero le mie condoglianze più vicine a tutta la famiglia, ma anche i colleghi di lavoro, a Patrick che Patrick è stato stoico in questo momento qua, perché sai, Patrick è il vicecomandante, perdonatemi, certo. Dopo io, e anche agli altri ragazzi, perché mi pare che lui avesse una sua squadra anche più vicina, e a tutti i componenti della polizia locale e anche all'amministrazione di Treviso, perché davvero è una grave perdita quella di Andrea. Prima lei ha accennato al centro studi, tanto state facendo, tante iniziative. Com'è la situazione, che cosa state facendo ora col centro studi? Non è facile parlare adesso, dopo. Certo. Allora, il centro studi è un'entità che pochi conoscono bene, ma invito tutti magari ad informarsi in ordine a quello che facciamo. Noi di fatto diamo la formazione ai dipendenti pubblici e abbiamo dei gruppi di lavoro formati dalle figure apicali di dipendenti pubblici che decidono che tipo di formazione dare, per cui è la PA che lavora per la PA, la pubblica amministrazione che lavora a favore della pubblica amministrazione. Facciamo centinaia di corsi all'anno, abbiamo migliaia e migliaia di dipendenti che vi partecipano, e poi diamo tutta la parte di consulenza e di supporto ai comuni, nella maggior parte dei casi, ma anche a delle RSA, perché abbiamo tra i soci abbiamo anche qualche forma privata. Ecco, noi abbiamo oltre 150 soci e circa 100, anzi quest'anno sono 160, più di 160, e circa 150 sono comuni, enti locali, unioni montane, unioni di comuni. E devo dire che abbiamo assunto un'autorevolezza, specie negli ultimi anni, che ci viene riconosciuta da tutti. Noi spaziamo dalla polizia locale ai temi, per dire, di che ne so, il nuovo codice degli appalti, piuttosto che tutta la parte della digitalizzazione, piuttosto che la protezione civile. Quindi diciamo abbiamo
spaziamo in tutti i settori, ecco, della pubblica proprio per amministrazione. chiudere, che siamo quasi ormai penso di essere proprio in chiusura, quanto è importante formare proprio i dipendenti pubblici? Ma io credo che sia assolutamente fondamentale, ma non solo formarli, a parte che adesso è anche obbligatorio, tutti i dipendenti pubblici devono fare 40 ore di formazione minime, no? Sono proprio dovute, ma non tanto la formazione fine a se stessa, quanto una formazione omogenea e strutturata da chi vive la pubblica amministrazione, per cui io non vengo da te che magari sei un privato che mi offre lo stesso servizio e me lo offre, attenzione, comunque mi offre un buon servizio. Qui invece lo decidono proprio, la decidono proprio quelli che lo fanno, e quindi secondo me è un valore aggiunto, il valore aggiunto vero è questo, ecco. Io ringrazio davvero Marco Della Pietra per essere stato con noi qua oggi, ringrazio anche la regista Francesca Pezzo che ci ha seguito passo dopo passo. Appuntamento ovviamente per domani, a me non rimane che salutarvi, grazie per averci seguito, arrivederci.